Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Primo assessore nominato dalla neogovernatrice della Calabria Jole Santelli e il capitano Ultimo avrà la delega all'ambiente. Protesta a Rossano per la situazione che coinvolge il reparto di pediatria dell'ospedale Compagna. Pochi medici a far fronte alle emergenze di un territorio vasto. Ai nostri microfoni la rabbia dei genitori di un bimbo costretti a 1000 peripezie. Si indaga a Vibo dopo il ritrovamento di una telecamera posizionata nel bagno delle ragazze nel professionale Prestia. Marziale, fatto gravissimo. 4 persone, tra le quali un medico, sono stati condannati dal Tribunale di Cosenza, ritenuti responsabili di aver provocato un aborto per truffare l'assicurazione. Rinvenute dosi di droga dai carabinieri di Crotone in una ex scuola, l'edificio utilizzato come deposito. La politica regionale dunque in apertura. Oggi a Roma la neogovernatrice Jole Santelli ha annunciato la nomina del primo assessore. Si tratta del capitano Ultimo, si occuperà di ambiente. La regione Calabria si amministra da Catanzaro, ma la regione Calabria si amministra soprattutto da Roma. L'era Santelli alla guida della regione comincia con un colpo ad effetto, la nomina del primo assessore della sua giunta. Non è un politico, non è della società civile, ma un militare che si è guadagnato sul campo i galloni dell'eroismo. La neopresidente ha scelto e deciso che la delega all'ambiente, proprio per le difficoltà che presenta e per gli appetiti che suscita nella criminalità organizzata, merita una personalità forte che garantisca legalità e sicurezza. Eccolo il neoassessore Sergio De Caprio, alias il capitano Ultimo, l'uomo che nel 1993 ha arrestato Totorina e che da allora vive sotto scorta e gira l'Italia per raccontare ai giovani studenti le brutture della mafia. A lui la Presidente consegna il grosso bubbone del sistema dei rifiuti che in questo ultimo periodo è esploso in tutta la sua virulenza, regalando alle nostre città lo scenario poco edificante di montagne di spazzatura accumulate in ogni dove, così come l'intricata vicenda della depurazione, attraversata da inchieste che ne restituiscono un quadro allarmante. Ecco il momento in cui a Roma il neoassessore firma l'accettazione della delega. Sono emozionato perché è un incarico di grande responsabilità e lo affronteremo ovviamente in squadra, secondo i principi di sempre, quelli che vedono l'autodeterminazione delle comunità al primo posto e la sussidiarietà nel rendere possibile questo esercizio, che è la cosa più grande e che è la sfida più bella che voglio affrontare. Quindi grazie. La Presidente, parlando della scelta compiuta, ha detto che la nostra regione ha un ambiente molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con luci ed ombre. Io credo che per noi è un grande orgoglio che il colonnello De Caprio abbia accettato questo incarico. Ne siamo orgogliosi come Calabria e siamo certi che faremo un grandissimo lavoro per la nostra regione. A scanso di equivoci, il capitano Ultimo è cittadino calabrese perché è cittadino rurale di Osso Marso. Ma per Pippo Callipo la Calabria non è un reality show e non si può governare da Roma. Dopo le dichiarazioni della neogovernatrice Jole Santelli, che ha annunciato che il cuore della Calabria sarà a Roma e che starà nella capitale almeno 3 giorni a settimana, immediata la replica del consigliere regionale Pippo Callipo, candidato del centrosinistra alle ultime elezioni regionali, che dice non bastano gli effetti speciali a coprire la gravità di queste dichiarazioni. I calabresi si stanno già rendendo conto che avranno una governatrice a distanza che si occuperà da Roma dei gravi problemi della Calabria. Non è certo un buon inizio, aggiunge. Per Pippo Callipo la regione non può essere gestita da lontano e i calabresi non devono essere presi in giro. Con tutti i drammi e le emergenze che incombono sul territorio non possiamo assolutamente permetterci una governance part-time. La Calabria, conclude Callipo, non è un reality show. Intanto prosegue la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale.
Si dà atto della proclamazione dei seguenti candidati sulla base delle cifre individuali più elevate. Per la lista numero 4, avente il contrassegno Partito Democratico, Notarangelo Libero. Per la lista numero 7, avente il contrassegno Forza Italia, Tallini Domenico. Per la lista numero 8, avente il contrassegno Lega Salvini, Mancuso Filippo. Questi sono solo alcuni dei nomi dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Calabria Centro, che comprende le città di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che sono stati proclamati presso il Tribunale catanzarese. Come avete sentito, non ci sono solo esponenti della maggioranza, ma anche dell'opposizione, che avranno il compito di sedere sugli scranni di Palazzo Campanella per i prossimi 5 anni di legislatura. Dopo la proclamazione a turno hanno firmato davanti alla Commissione e ricevuto il documento mediante il quale viene decretata la loro nomina a consiglieri regionali. Sono 2 per la Lega, Filippo Mancuso e Pietro Raso, 1 per Forza Italia, Domenico Tallini, 1 per la Casa delle Libertà, Baldo Esposito, 1 per Fratelli d'Italia, Filippo Pietropaolo, e Vito Pitaro per la lista Iole Santelli presidente. Nella minoranza invece c'è Flora Sculco per Democratici e Progressisti, 2 per il PD, Tassone e Notarangelo, e Pitaro per Io Resto in Calabria. Ieri è stato il turno della circoscrizione nord, pochi giorni fa quella sud, ed oggi il quadro si è completato con il centro. Protesta a Rossano per la situazione che coinvolge il reparto di pediatria dell'ospedale Compagna di Corigliano. Pochi medici a far fronte alle emergenze di un territorio vasto. Ai nostri microfoni la rabbia dei genitori di un bimbo costretti a 1000 peripezie. Ha ancora i segni dell'incidente sul volto questa mamma che insieme al marito ha vissuto un vero e proprio incubo. La famiglia vive in contrada Torricelli a Corigliano Rossano, una serata come tante quando il bimbo, 2 anni, in preda ad una convulsione febbrile, resta immobile tra le braccia della donna. I genitori spaventati corrono in ospedale, buio, la strada non è agevole, l'impatto con la macchina. Al Compagna arrivano, vengono soccorsi tutti e 3, ma toccano con mano l'emergenza, ci sono pochi medici. Siamo senza servizi, non sappiamo più dove sbattere la testa. Sono stato qui alla pediatria purtroppo per un problema abbastanza serio e ce la volevano chiudere la pediatria. L'elettroencefalogramma con le convulsioni va fatto nel reparto dove il bimbo è ricoverato. Ce n'hanno mandato a casa e ritornare il giorno 19 alle 8:30 di sera per fare l'elettroencefalogramma. Ma come fa un genitore a stare così tranquillo? Non ne possiamo più! Vergognatevi! Una situazione assurda per le famiglie e per le stesse istituzioni. Il sindaco Flavio Stasi nei mesi scorsi si è spinto a chiedere le dimissioni del commissario Cotticelli per il caso pediatria al nosocomio della città ionica, ma nulla è cambiato. Ci sono stati dei giorni in cui c'era soltanto un medico, solo un pediatra, quindi spesso e volentieri non c'era perché doveva correre su. Penso in ginecologia, quindi il reparto restava scoperto di medico. Gli infermieri sono stati tutti bravi, però purtroppo il personale è poco. C'è una storia nella storia che raccontano questi genitori. Dopo l'incidente l'auto stenta a partire, la mamma con il bimbo in braccio bussa alle porte delle case per chiedere aiuto, ma nessuno le apre. Natalino, questo è il nome del marito, intanto, incurante del freddo, riesce a mettere in moto. Arrivano in ospedale, di ferite non hanno solo quelle visibili. Nuova delusione per i 47 lavoratori licenziati della SEAT. Il TAR ha disposto il non reintegro. Solo pochi giorni fa la decisione del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso presentato dalla SEAT, che per anni ha svolto i servizi esternalizzati dall'azienda ospedaliera di Cosenza, aveva stabilito che la cooperativa può tornare ad occuparsi del servizio CUP dell'ospedale di Cosenza. Il Consiglio di Stato aveva annullato l'ordinanza del TAR che aveva dichiarato cessato definitivamente il rapporto di lavoro tra la SEAT e l'Annunziata in relazione alla scadenza del contratto al 30 novembre 2019 e non più prorogato.
Adesso per i 47 lavoratori licenziati arriva una nuova doccia fredda. Oggi pomeriggio infatti il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato disponendo il non reintegro poiché l'azienda ospedaliera ha sostenuto di poter garantire i servizi con proprio personale interno. Ennesima delusione dunque per 47 padri e madri di famiglia che dopo quasi 20 anni di servizio sono rimasti senza lavoro e senza stipendio. Adesso è tutto rinviato al Tribunale ordinario e intanto i dipendenti hanno chiesto un incontro urgente con la neogovernatrice Jole Santelli affinché si interessi della vicenda. Si indaga a Vibo dopo il ritrovamento di una telecamera posizionata nel bagno delle ragazze del professionale Prestia. Marziale dice un fatto gravissimo. Tutti sotto esame, o meglio, sotto inchiesta, nell'Istituto Professionale De Filippis Prestia di Vibo Valentia, teatro dell'inquietante episodio della scoperta di una telecamera nascosta all'interno del bagno delle studentesse. I carabinieri di Vibo Valentia indagano la ricerca del responsabile o dei responsabili del posizionamento della telecamerina sistemata nei locali che ospitano i servizi igienici. Un obiettivo più che indiscreto, posto sotto il telaio di una porta e in grado di inquadrare le ragazze che transitavano nel bagno. Un atto frutto di perversione compiuto da chi ha ideato e installato un sistema ben congegnato realizzato avendo un ampio lasso di tempo a disposizione, considerato che è stato manomesso il telaio della porta e che il cavo di collegamento alla memoria esterna è stato murato con della calce. A scoprire la telecamera una delle studentesse che il giorno di San Valentino ha notato qualcosa di strano, in particolare un LED rosso intermittente, e ha dato l'allarme facendo partire gli accertamenti. Nella scuola superiore, che comprende numerosi indirizzi dai servizi commerciali a quelli turistici, sociali e della pubblicità, sono iscritti circa 800 alunni, ma le indagini riguardano anche altri soggetti interni ed esterni con accesso all'istituto, come ad esempio gli iscritti ai corsi serali. Intercettare una persona è un gesto vile, vigliacco e infame. Oltre che reato. Intercettare poi donne e bambini assume anche le connotazioni di violenza. Riferendomi al fatto di Vibo Valentia, delle telecamere, della videocamera installata nel bagno delle ragazze, c'è anche la possibilità che si tratti di pedofilia. Certamente gli inquirenti italiani sono i più attrezzati al mondo a dipanare questa cosa, e spero che la persona o le persone che abbiano compiuto questo gesto vengano assicurate alla giustizia per come è dovuto, perché un atto del genere, oltre a essere infame, è uno dei reati più sanzionati veramente in questo paese. 20 anni di reclusione la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Catanzaro al 56enne che per oltre 10 anni ha violentato e segregato a gizzeria la sua compagna, violenze compiute anche davanti ai figli minori. 20 anni di reclusione è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Catanzaro a Francesco Rosario Aloisio Giordano, il 56enne che per oltre 10 anni ha segregato e violentato la compagna nelle campagne di gizzeria. Alcune delle aggressioni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state compiute anche davanti ai figli minori e uno di loro sarebbe stato inoltre costretto dal padre a compiere violenze contro la madre. La vicenda era stata scoperta dai carabinieri di Gizzeria Lido nel 2017. Ecco nelle immagini girate dagli inquirenti il luogo dove la donna, una 29enne di nazionalità romena, era costretta a vivere insieme ai due figli di 3 e 9 anni. Le indagini furono avviate quando durante un servizio di prevenzione i carabinieri fermarono l'auto sulla quale viaggiavano l'uomo e il figlio di 9 anni. Il veicolo era in condizioni fatiscenti. Inoltre l'atteggiamento del 56enne insospettì i militari che decisero così di svolgere ulteriori approfondimenti, scoprendo che il ragazzo insieme alla sorellina di 3 anni e alla loro madre vivevano in una piccola baracca fatiscente senza luce né servizi situata nelle campagne di Gizzeria, un ambiente angusto infestato da topi e insetti con servizi igienici ricavati nei secchi della spazzatura e letti in cartone. Le indagini hanno consentito di svelare inoltre il dramma vissuto dalla donna che da circa 10 anni era ridotta in schiavitù, costretta a subire vessazioni, violenze e torture dal suo aguzzino anche quando era in stato di gravidanza. La donna e i 2 bambini sono stati immediatamente trasferiti in una località protetta. L'uomo è stato arrestato e oggi in primo grado è stato ritenuto dai giudici responsabile delle torture inflitte alla sua vittima.
A bordo di un motorino forzano un posto di blocco e poi postano la bravata sui social, ma la polizia li ha individuati proprio grazie al video postato sul social network. Quella che vedete è la fuga ripresa dal cellulare di due ragazzi di Cittanova che per sfuggire ad un controllo di polizia si sono sottratti agli agenti a bordo di questa moto che vi mostriamo e subito dopo hanno postato su Instagram la bravata titolando il video con "Mo mi trovi". Peccato però che sono stati individuati dagli agenti e i giovani sono stati riconosciuti immediatamente. La conferma della loro identità è arrivata proprio grazie al video pubblicato su Instagram. Così la polizia si è messa subito sulle loro tracce. In un terreno vicino all'abitazione di uno dei due giovani ha ritrovato la moto risultata di proprietà della madre di uno di loro e il veicolo era fra l'altro non immatricolato e privo di assicurazione ed è stato sequestrato. I ragazzi che viaggiavano senza casco e ad alta velocità invadendo un'area adibita ad isola pedonale invece sono stati sanzionati con una multa pari a 4.000 euro. E a Reggio Calabria continua l'emergenza rifiuti. 55 denunce, 11 sequestri, multe per 23.600 euro, 2 persone in manette a Reggio Calabria, il bilancio degli ultimi 6 mesi dei carabinieri per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, strade e pattumiera, vera e propria emergenza in ambito metropolitano, spiegano i militari, con ripercussioni sulla salute dei cittadini. Lo scorso weekend, nella sola città dello Stretto, sequestrata una discarica abusiva di materiale edile e Eternit rifiuti speciali pericolosi, denunciata una persona ed elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 5.800 euro. Il reato è l'abbandono di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo, discariche a cielo aperto transennate con il nastro bianco e rosso dai militari, riprese effettuate anche con i droni, controlli serrati dai militari al fine di garantire anche la sicurezza ambientale, verifiche che continueranno senza sosta, si fa sapere, in tutta la provincia, con l'obiettivo di arginare il malcostume alla gestione illegale di rifiuti, una situazione, quella documentata dai carabinieri, davvero pericolosa che denota molta inciviltà. A Crotone adesso, dove i carabinieri hanno rinvenuto delle dosi di droga in una ex scuola. Il liceo Gravina di Acquabona, nell'Interland di Crotone, è una scuola ormai in disuso. Un 43enne, già ai domiciliari, ne ha approfittato per utilizzare uno dei locali come deposito di munizioni e droga. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Crotone, che lo hanno individuato durante un servizio di controllo del territorio. I militari si trovavano in zona per eseguire altre attività di polizia giudiziaria, supportati anche da un'unità cinofila della Guardia di Finanza, che approfitto anche per ringraziare per la costante disponibilità nei nostri confronti, quando hanno notato un furgone di un panettiere che si allontanava con fare sospetto. Quindi si è capito subito che non si trattava di una consegna di pane, ma bensì di un approvvigionamento di sostanza stupefacente. Infatti la persona, un 53enne, è stato trovato in possesso di qualche dose di cocaina. A quel punto si è estesa la perquisizione dal punto al punto, insomma, dove la persona era partita. Era a casa di un noto personaggio già noto alle forze dell'ordine, un pregiudicato, un 43enne, arrestato già nel giugno scorso per la detenzione di 2 kg di cocaina. Si è capito subito che la persona avesse la disponibilità di un vano nelle pertinenze dell'ex liceo Gravina, che è adesso in disuso, all'interno del quale è stato trovato sostanza stupefacente in ingente quantità, quindi oltre 2 kg di marijuana, circa 200 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, addirittura anche un sistema di videosorveglianza, quindi presumibilmente per tenere sotto controllo questo locale, e soprattutto 220 cartucce calibro 12, quindi tutto nella disponibilità di questa persona, che è stata tratta in arresto. Le indagini sono condotte dal dottor Festa della Procura di Crotone e attualmente il soggetto si trova in carcere. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi.
Avrebbero provocato un aborto per truffare l'assicurazione. 4 persone condannate dal Tribunale di Cosenza, in particolare la Corte d'Assise ha stabilito la reclusione a 25 anni per il medico del pronto soccorso Sergio Garasto, 24 anni a Stefania Russo, madre del feto, 23 anni a Nunzia Tina Falcone e Piero Andrea Zangaro, in quanto ritenuti colpevoli di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Avrebbe più volte aggredito e minacciato di morte la madre 85enne a Crotone allo scopo di ottenere il denaro che gli serviva per l'acquisto della droga, arrivando anche a provocarle la frattura della spalla. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato al 49enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, le minacce anche di morte rivolte ai fratelli. 6 quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati sulla statale 106 dalla Guardia di Finanza di Montegiordano, denunciato un cittadino di nazionalità bulgara di 51 anni. Gli alimenti provenienti dalla Bulgaria erano destinati con ogni probabilità al mercato della Piana di Sibari. L'autista del mezzo è stato denunciato e la merce avviata alla distruzione, in quanto a seguito dell'intervento degli ispettori sanitari è stata dichiarata non adatta al consumo umano. Sono tornati a protestare questa mattina i lavoratori della SEAT a Cosenza, si occupano del servizio CUP e prenotazioni dell'Annunziata, 47 le famiglie in difficoltà, il sit-in stamattina dinanzi alla sede dell'azienda ospedaliera di Cosenza, senza di noi dicono disagi per gli utenti. Adesso è il tempo previsto per le prossime ore in Calabria. Nel corso della giornata di mercoledì inizierà un progressivo calo delle temperature che ritorneranno in linea con le medie stagionali e un debole peggioramento che interesserà principalmente i versanti tirrenici della Calabria, causato dalla discesa lungo il bordo orientale dell'anticiclone presente sull'Europa occidentale di una saccatura verso l'area balcanica. Domani al mattino cielo parzialmente nuvoloso sui versanti tirrenici, altrove poco nuvoloso. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità sui litorali tirrenici con possibili piogge in estensione sulle zone interne. Temperature in calo di diversi gradi. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi con moto ondoso in aumento dalla seconda parte della giornata. I venti ispireranno di direzione occidentale sul Mar Tirreno e dai quadranti settentrionali sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata.